questo anno di questo lavoro di esercizio di democrazia. In questi anni moltissimi ragazzi hanno fatto dei lavori meravigliosi, ma la cosa più importante è che hanno riflettuto sui contenuti della nostra Costituzione, che pur se in molte parti non sono applicate, però sono l'indicazione della strada verso cui dobbiamo andare, e io credo che questa è la cosa su cui noi dobbiamo riflettere, cioè su quello che rimane da fare per applicare quei principi e non pensare a cambiarli. La cosa che voi avete fatto in tutti questi anni è quello anche di riflettere su come ognuno di noi vive i contenuti di quella Costituzione, quindi le regole che lì ci sono scritte. E io voglio ringraziare in modo particolare ovviamente le insegnanti e gli insegnanti che in questi anni hanno contribuito a rendere questo lavoro sempre più importante. E poi ovviamente anche i genitori, perché sono convinta che se qui oggi ci sono i genitori di questi ragazzi è perché insieme hanno riflettuto anche a casa su questi temi. Conviene. Era l'articolo 2 da approfondire, che dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La solidarietà attraverso un articolo della Costituzione vuol dire rimettere al posto giusto le relazioni nella città in cui stiamo. Voi sapete, come sappiamo tutti noi, che di solidarietà c'è molto bisogno in momenti in cui le amministrazioni fanno molta fatica, e noi pensiamo che una delle più grandi risorse siano i cittadini, ma soprattutto i cittadini che saranno gli adulti del domani, per cui voi ragazzi, perché il futuro della nostra città è nelle vostre mani. Speriamo di consegnarvi qualche cosa di importante oggi, che sia segno di una crescita, di un valore di storia e di radici della nostra cultura e di tutto quello che è la vita della nostra nazione, che arriva a 151 anni di unità, ma che è una storia importante dove molte persone hanno saputo dare molto, anche la vita, perché questa nazione possa vivere democratica, libera e in un percorso di sviluppo futuro. Grazie. Chiedo ai rappresentanti di avvicinarsi. Bravissimi. Consegniamo simbolicamente a Cristina l'insegnante, che poi sono i rappresentanti, ma spieghiamo poi perché non li abbiamo chiamati come gruppo classe, adesso specificheremo, che fanno parte di tutte e 4 le sezioni della scuola. Perché tutte e 4 le classi e le sezioni A, B e C e D della scuola hanno partecipato con dei lavori, per cui la menzione speciale questa volta va proprio alla scuola Copernico. Allora, prendiamo noi tre perché noi tre siamo andati a scuola, nella scuola Campioni Mascherpa, e abbiamo scoperto i primi ad entrare in quella scuola perché era appena stata costruita, per cui ci teniamo. Dici la Cristina a nome della scuola. Grazie. Per l'Istituto Copernico, medio Campioni Mascherpa, classe terza C, Tosi Erika.